Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Celebriamo la quarta domenica di Pasqua, è chiamata la Domenica del Buon Pastore. In questo giorno, ma in tutti i giorni dell'anno, siamo invitati a pregare il Signore perché mandi alla sua Chiesa buoni pastori. Saluto voi che siete qui presenti e tutti gli amici che magari nelle loro case stanno seguendo la Santa Messa. Riconosciamo umilmente i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Prego.
Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, perché l'umile gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove lo ha preceduto il Cristo suo pastore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Prima lettura dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli 11 si alzò in piedi e a voce alta parlò così. Sappia con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa, e per i vostri figli, e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. È parola di Dio. Il Signore mio pastore, non manco di nulla. Il Signore mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo incastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi,
Se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Insultato non rispondeva con insulti, maltrattato non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime. Parola di Dio. Venite a me, alleluia, credete in me, alleluia, io sono la via e la verità, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: in verità, io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano li apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti ad esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità, io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Parola del Signore. Restate in me, alleluia, vivete in me, alleluia, io sono la vita, la santità, alleluia, alleluia. La quarta domenica di Pasqua, proprio per il Vangelo di San Giovanni che parla del pastore, è chiamata la domenica del buon pastore, la domenica in cui la comunità cristiana è invitata a pregare il Signore per il dono di nuove vocazioni e per i pastori che il Signore ha messo davanti a noi. Quella del pastore è un'immagine familiare a Gesù. I pastori e le pecore li vedeva sui prati, lungo le strade, e quindi per lui è facile farsi capire prendendo l'immagine che passava davanti agli occhi di tutti. I pastori alla sera raccoglievano il loro gregge in un ovile che era comune anche per gli altri pastori.
e uno di essi rimaneva di guardia durante la notte, mentre gli altri pastori riposavano. Al mattino i pastori arrivavano, gridavano il loro richiamo e le pecore riconoscevano il loro pastore e lo seguivano e uscivano assieme a lui. È molto bello che Gesù abbia scelto questa immagine per paragonarla con se stesso, con la sua vita. È molto bello vedere Gesù che si presenta come il pastore e noi come le pecore che seguono il loro pastore. Ci sono alcune caratteristiche però che meritano di essere sottolineate. Innanzitutto questa: Gesù si definisce il buon pastore, e sì, lo aveva detto lui stesso, perché ci saranno dei pastori che non erano pastori, dice erano ladri e briganti, e quindi non amavano il gregge e quindi non custodivano il gregge. Gesù si definisce il buon pastore e diventa così l'immagine di ogni buon pastore che è chiamato a guidare il suo gregge. Dice ancora il Vangelo che Gesù spinge le pecore ad uscire, cioè ci invita a non rimanere chiusi, a non essere pigri, a non attardarci dentro l'ovile quando il giorno ormai è iniziato. Il buon pastore spinge le sue pecore ad uscire. Dice ancora che conosce le sue pecore per nome. Pensate, non è una cosa comune che il pastore conosca tutte le pecore per nome. E Gesù ci dice: il buon pastore conosce per nome le sue pecore, conosce ciascuno di noi per nome, ha una tenerezza e un'attenzione che veramente ci commuovono. Il buon pastore conosce il mio nome, è interessato a me. Ancora il Vangelo mette in evidenza che il buon pastore non sta in fondo al gregge, ma davanti, perché lo vuole condurre lui su pascoli buoni. E sta davanti, detta il passo, dà la direzione e le pecore sono chiamate a seguirlo. Non grida da dietro, non alza il bastone. Ancora viene messo in evidenza che il buon pastore porta le sue pecore, come dice il Salmo, in verdi pascoli, ad acque fresche. Fa gustare cioè la bellezza del seguire, la bellezza della vita. Il buon pastore si interessa anche della pecora che si perde e va in cerca della pecora che si perde e se la carica sulle spalle e la porta all'ovile. La pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato però parla anche dell'ovile e della porta dell'ovile. Noi sappiamo che la porta serve per entrare, per uscire, per essere chiusa per una difesa. Ecco, Gesù dice: io sono la porta dell'ovile, e ci dice con questa immagine la necessità che ci sia una porta per entrare e per uscire, però dice: io sono la porta, e quindi dice l'intimità che il Signore chiede di passare proprio attraverso di Lui per entrare, per uscire con Lui, per difenderci con Lui. Io sono la porta, e ci invita ad uscire proprio da questa porta verso nuovi pascoli, senza scansare novità e difficoltà. Gesù, il buon pastore, poi dirà ai suoi discepoli: voi siete chiamati ad essere pastori.
Quindi invita noi ad essere pastori come Lui. Ed essere pastori vuol dire essere genitori, vuol dire essere maestri, educatori, suore, sacerdoti. Gesù ci invita ad essere pastori perché ci rendiamo conto dove non ci sono pastori, ci sono pecore allo sbando. C'è un popolo allo sbando. Per questo oggi siamo invitati a pregare il buon pastore, chiedendo il dono di pastori veri, di pastori buoni, nei quali si possa intravedere sempre la sua presenza di pastore vero, di buon pastore. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. A Cristo, buon pastore di tutto il popolo cristiano, affidiamo le nostre persone, la Chiesa e il mondo intero. Preghiamo insieme dicendo: Gesù buon pastore, ascoltaci. Gesù, buon pastore, ascoltaci. A Gesù buon pastore affidiamo i pastori della Chiesa, Papa Francesco, il nostro Vescovo, i sacerdoti e tutti coloro che hanno una responsabilità verso il popolo cristiano. Siano attenti e saggi, premurosi e coraggiosi, noi ti preghiamo. Gesù, buon pastore, ascoltaci. Domandiamo al buon pastore che tutte le comunità cristiane nel mondo siano accompagnate dalla presenza di un sacerdote. Affidiamo quanti sono dispersi come pecore senza pastore. Noi ti preghiamo. Gesù, buon pastore, ascoltaci. Il Signore Gesù ci dona la fiducia evangelica per aprirci all'azione dello Spirito Santo. Preghiamo per le nuove vocazioni sacerdotali religiose, missionarie. Affidiamo il nostro seminario. Noi ti preghiamo. Gesù, buon pastore, ascoltaci. Il Signore, con l'aiuto di Maria, ci sostenga in questo tempo di sofferenza e fatica. Ci doni la grazia della fedeltà alla preghiera e alla carità e la gioiosa ripresa della vita di ogni comunità cristiana. Noi ti preghiamo.
Gesù, buon pastore, ascoltaci. Affidiamo al Padre i nostri desideri e le nostre attese per il bene di tutti, per Cristo nostro Signore. Sia gloria in terra, alleluia, a Cristo risorto, alleluia, ha vinto la morte, alleluia. L'agnello invita, alleluia, e pone davanti, alleluia, e gioia e salvezza, alleluia. A Cristo vivo, alleluia, a Cristo glorioso, alleluia, al Re della vita, alleluia. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Sacrificato sulla croce più non muore e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Sono pieni della tua gloria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, dei cieli. Padre, veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo
corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, San Bartolomeo, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Adriano, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni
e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi e raggiunga voi che partecipate alla Santa Messa dalle vostre case. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona noi pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te, non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Preghiamo. Custodisci benigno, Dio nostro Padre, il gregge che hai redento con il sangue prezioso del tuo Figlio e guidalo ai pascoli eterni del cielo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.